Buongiorno, siamo qui con il presidente della regione Molise che è appena uscito dal tavolo di lavoro su cibo, alimentazione e salute. Che cosa ci dice di oggi? È stato un incontro pro, contro? Qual è la Beh, sua opinione? diciamo innanzitutto che l'Italia è la patria dell'enogastronomia, ma nella stessa misura è l'importanza di un'educazione alimentare e di stili di vita che debbono in qualche maniera contribuire non solo al benessere personale, ma anche ad abbattere i costi della sanità. Infatti c'era il sottosegretario Gemmato perché in questo caso è importante far percepire a chi in qualche maniera oggi giunge l'informazione di come ci si deve comportare a tavola. A tavola può essere un piacere, ma può diventare anche un problema di salute. E quindi sulla base di questo abbiamo fatto assessori regionali, persone già diciamo ognuno per le proprie competenze già preparate, ma anche attraverso referenti, per esempio chi parlava dei farmaci che oggi vengono utilizzati per contribuire al benessere della salute dovuto, che ne so, al diabete. E allora su questo aspetto ci siamo dati appuntamento perché deve essere diffusa una cultura in tutti gli ambienti, nelle scuole, diciamo, e soprattutto come abitudine di stile di vita. Muoversi, mangiare bene, mangiare sano, non eccedere e soprattutto in qualche maniera fare prevenzione e screening. Questo contribuirà sicuramente a migliorare la qualità della vita. Quindi possiamo dire che la qualità della vita non è solo una questione di vivere soggettivamente bene, ma è anche un tema di senso civico. Vivere significa saper stare in maniera compiuta in un aspetto sociale condiviso, condivisibile e soprattutto deve essere un ambiente sano. Ecco, su questo aspetto abbiamo anche posto l'attenzione su quelli che sono i nostri prodotti agroalimentari, che tipo di agricoltura ci deve essere, un'agricoltura sostenibile che rispetti l'ambiente e che quindi in qualche maniera si sposa con quello che è il benessere salutare e quindi no, le nostre Grazie mille, buon proseguimento.